Buongiorno e buona e santa domenica a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci offre due letture del Vangelo, una molto lunga e un'altra più breve. Noi scegliamo quella più breve, ma il messaggio è sempre lo stesso. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è il 10 agosto 2025, la Chiesa celebra la 19ª domenica del tempo ordinario e la memoria di San Lorenzo, diacono e martire. Fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci chiama con forza a vivere in attesa vigilante, a non lasciarci sorprendere dal sonno dell'indifferenza. E questa 19ª domenica del tempo ordinario si arricchisce anche con la memoria di San Lorenzo, diacono e martire. San Lorenzo è stata una figura importante radicata nella Chiesa di Roma del III secolo, che con la sua vita e con la sua morte ha testimoniato la fedeltà radicale a Cristo. San Lorenzo non fu solo servitore dei poveri e custode dei beni della comunità cristiana, ma un uomo libero, capace di riconoscere che il vero tesoro della Chiesa non sono le ricchezze materiali, ma i fratelli e le sorelle amati e serviti nel nome di Gesù. San Lorenzo ha affrontato la morte con gioia e oggi ci ricorda che il cuore, quello radicato nel Vangelo, è pronto a perdere tutto pur di guadagnare Cristo. Ecco perché è importante la figura di San Lorenzo, non per le stelle cadenti, ma per la stella che lui portava nel suo cuore, il Vangelo di Gesù. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal Libro della Sapienza, siamo riportati nella notte della liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. Quella era una notte santa, preparata dalla fede e dall'obbedienza. In quella notte il popolo vegliava, pronto a partire, fidandosi della parola di Dio che aveva promesso salvezza. Il testo della prima lettura di oggi, fratelli e sorelle, sottolinea come quell'attesa non fosse passiva, ma piena di fiducia in Dio. Tutto il popolo si preparava alla partenza e consumava il pasto pasquale, ed erano tutti pronti a seguire il Signore ovunque li avrebbe condotti. Questo, fratelli e sorelle, ci ricorda che la vigilanza cristiana non è un semplice aspettare gli eventi, ma è un rimanere in atteggiamento di ascolto e di disponibilità, pronti a muoversi quando Dio chiama. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla lettera agli Ebrei di San Paolo Apostolo, Paolo ci porta nella profondità della fede e leggiamo: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede».
Queste, fratelli e sorelle, sono parole che, se prese sul serio, cambiano la nostra prospettiva. Abramo, il padre della fede, diventa per noi un esempio concreto, perché lasciò la sua terra senza sapere dove sarebbe andato, visse come straniero, non perché fosse senza patria, ma perché il suo cuore era orientato verso una patria migliore, verso la città preparata da Dio. Carissimi fratelli e sorelle, se vediamo bene, la fede rese Abramo capace di accogliere la promessa anche quando sembrava impossibile, e soprattutto di credere in una discendenza quando la sua età e quella di Sara avrebbero fatto pensare il contrario. Però è questa la fede, quella che ci viene chiesta, non una fede intellettuale fatta di studi, ma un affidamento totale a Dio. Vedete, se parliamo di San Lorenzo, lo vediamo vivere questa stessa fede. Lui non ha difeso la propria vita, non si è aggrappato ai beni terreni, ha guardato oltre, verso quella città dalle salde fondamenta, di cui parla la Scrittura, la città di Dio. Nel Vangelo secondo Luca, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci vengono offerte parole di Gesù che hanno la forza di un richiamo urgente. E leggiamo: siate pronti, con le veste strette ai fianchi e le lampade accese. Carissimi fratelli e sorelle, questa è l'immagine di chi è sempre in cammino, sempre pronto ad accogliere il padrone che ritorna. In questa lettura del Vangelo di oggi il Signore non ci sta avvertendo per metterci paura, ma per liberarci dall'illusione che la vita sia solo un accumulare, organizzare, pianificare. Vedete, la vera sapienza sta nel vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, non nel senso di ansia oppure di fretta, ma nel senso di intensità e di pienezza. Infatti Gesù oggi nel Vangelo ci dice: anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Carissimi fratelli e sorelle, la prontezza di cui ci parla Gesù non è fatta di agitazione, ma di coerenza, di un cuore che rimane fedele anche quando sembra che Dio tardi. Vedete, San Lorenzo con il suo martirio ha incarnato questa vigilanza, perché non si è lasciato trovare impreparato, sapeva bene a chi aveva affidato la propria vita e quando è arrivata l'ora della prova ha risposto con amore. E il suo esempio ci dice che essere pronti non significa avere tutto sotto controllo, ma avere il cuore libero e saldo, radicato in Dio. Carissimi fratelli e sorelle, oggi tutti noi siamo invitati a guardare alle nostre giornate con occhi nuovi. Ogni azione, ogni incontro, ogni scelta può essere vissuta come occasione per essere pronti a incontrare il Signore. Allora, come gli israeliti nella notte di Pasqua, come Abramo che parte senza sapere dove, come San Lorenzo che dona tutto per Cristo, anche noi siamo chiamati a vivere di fede, di speranza, di amore, le tre virtù teologali. Ricordate tutti che il padrone che viene non porta paura, ma gioia, e beati saremo se ci troverà con la lampada accesa, con il cuore che lo attende. Solo così la nostra vita diventerà giorno dopo giorno una offerta gradita a Dio, una luce per il mondo e una testimonianza viva del Vangelo, perché tutti noi siamo luce del mondo e sale per la terra. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa San Lorenzo intercedere per noi, per le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, per tutti coloro che sono ammalati e per tutti coloro che sono perseguitati.
e auguro, fratelli e sorelle, a tutti voi un buon quinto giorno della novena in preparazione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 10 agosto 2025, 19ª domenica del tempo ordinario, in memoria di San Lorenzo, diacono e martire, e quinto giorno della novena in preparazione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro.
Oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. 61. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai sole per noi, un libero a noi nascerà, come una danza il cielo sarà. Quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai e sta con noi e pronto sarà e finalmente sarà con te. Padre, del Figlio e del Santo. Il Signore risorto sia con tutti voi. Nel canto abbiamo detto: tu quando verrai è il tema che la parola del Signore, in modo particolare il Vangelo, ci offre nella riflessione quest'oggi. Il nostro cuore per accogliere questa parola, dono del Signore risorto, e per accogliere il dono dell'Eucaristia che ci immedesima in Lui. Signore, tu sei il pastore che va alla ricerca di eleison. Cristo, tu sei il profeta che rivela il glorioso del Padre. Eleison. Tu sei l'agnello che lava le nostre colpi. Eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, i nostri peccati, e ci conduca. Gloria a Dio nell'alto e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re, Padre onnipotente, Signore, Figlio Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Tu che togli i peccati del mondo, nostra supplica. Tu destra del Padre, abbi pietà di noi. Solo l'Altissimo Gesù Santo nella Dio. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati tanto osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori spiriti attivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. La notte della liberazione perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti a te. I figli santi dei giusti offrirono in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina, di condividere allo stesso modo i pericoli, intonando subito le parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Portate, o giusti, nel Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo ha scelto come sua eredità. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede sono stati da Dio. Fede Abramo che obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere, e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, come e Giacobbe, coeredi della messa. Egli aspettava infatti la città dalle salde, il cui architetto e costruttore è Dio.
Per fede, anche sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede promesso. Per questo, da un uomo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come la sabbia che si sulla spiaggia del mare e non si può contare. Ne morirono tutti costoro, senza aver li videro e li salutarono, dando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliatevi e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno tornerà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate
viene il figlio dell'uomo? Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore gli rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il Signore metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Se invece, che non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Non è una parola di spavento quella che il Vangelo ci offre quest'oggi, ma è una parola di conforto e di stimolo. Ma facciamo con un po' di ordine, perché il brano è molto denso. Sarebbe da fare anche un collegamento con la prima lettura presa dalla Sapienza, in cui ricorda l'evento dell'Esodo, lo stato d'animo di Israele quando è uscito dall'Egitto. La seconda lettura presa dalla lettera agli Ebrei, con il tema della fede, in cui l'autore presenta i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe come modelli di fede, ma il tempo è sempre limitato. Allora focalizzeremo soltanto il brano del Vangelo e per linee generali, per non abusare della vostra pazienza e disponibilità. Il contesto di questa pagina del Vangelo è quello del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, dove vive la Pasqua. E in questo viaggio l'Evangelista Luca ci presenta il messaggio di Gesù in ciò che egli compie per noi e focalizza quale deve essere la risposta del discepolo all'azione salvifica di Gesù. Il tema che viene proposto quest'oggi è quello dell'attesa vigilante. Ma questa attesa vigilante è introdotta da una parola stupenda. Quando dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Ecco la parola di consolazione. Al Padre vostro celeste è piaciuto di dare a voi il regno. Non temete. Il dono per eccellenza del Padre è il suo regno, cioè il figlio suo, Gesù.
È Lui la rivelazione piena dell'amore del Padre per i discepoli, per l'umanità, per ciascuno di noi. Da qui l'esortazione: non temere, piccolo gregge, per le difficoltà, per i problemi, per le sofferenze, per le angustie che vi troverete ad affrontare. Perché il dono che il Padre Celeste vi ha fatto, vi fa, è talmente grande che non c'è niente a paragone di esso. Ecco allora l'incoraggiamento. E il non temere nella Bibbia ricorre 365 volte. Così hanno contato gli studiosi, per ogni giorno dell'anno c'è l'invito di Dio al fedele: non temere oggi, perché le difficoltà, le angustie, le sofferenze, le prove, i problemi tendono ad avvilire, a bloccare. La parola del Signore invece dice no. Continua ad avere fede, come Abramo, persevera nel cammino e avrai la ricompensa. Il regno di Dio, cioè l'amore di Dio per ciascuno di noi, è il dono più grande che possiamo avere. E allora, sostenuti da questo amore più grande, possiamo affrontare le situazioni, perché le difficoltà, le prove della vita tendono ad appiattire, tendono a bloccare l'uomo. Gesù invece dice no, avanti, sii forte, sii coraggioso. E la venuta, il ritorno del Signore Gesù spesso e volentieri non è preannunciato. E il Signore Gesù quando viene, quando ritorna, ci sono due modalità, due momenti del ritorno del Signore Gesù. Alla conclusione della storia umana, e il momento di quel ritorno lo conosce soltanto il Padre. Ma c'è un ritorno personale, un momento in cui Gesù viene a prendere il servo, a fare festa con lui, ad entrare nella comunione piena che è la visione stessa di Dio, ed è il momento della nostra morte. E di questo momento non conosciamo né il giorno né l'ora. E questo non è per un avvilimento, per avvilirci, ma per suscitare in ciascuno di noi un atteggiamento di vigilanza, una vigilanza operosa, nella consapevolezza a che cosa siamo orientati. Non siamo allo sbando, non siamo vagabondi che non hanno una meta da raggiungere. No, abbiamo un traguardo ben preciso. Questo traguardo ce lo ha consegnato il Padre Celeste. È che il momento del conseguimento di quel traguardo non lo conosciamo. Infatti, l'esperienza è sotto lo sguardo di tutti. Quante morti improvvise, quante situazioni impreviste. L'attesa può essere prolungata, ma può essere anche molto breve. Nessuno lo sa. Da qui allora l'atteggiamento: vigilate, la vigilanza operosa, perché
quando il Signore Gesù viene a prenderci per portarci con sé nel regno del Padre, ci trovi pronti. E se ci trova pronti, c'è quella beatitudine, beati quel servo, che al suo ritorno il Signore troverà vigilanti. La beatitudine che ci attende. Ma dipende da me, dipende da ciascuno di noi poter godere di questa beatitudine. Se alimentiamo in noi la vigilanza, l'attesa operosa, non passiva, operosa nella fede e nell'amore. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo la grazia proprio di essere quei servi vigilanti, operosi, che attendono la venuta del Signore per poter entrare subito nella gloria del Signore, nella gioia del Signore, cioè nella comunione, visione. Ora la comunione qui in questa vita è attraverso la fede, ecco Abramo, esempio modello di fede, la seconda lettura. E per noi allora la comunione sarà, oltre che nella fede, nella visione, nell'essere assorbiti, avvolti dalla luce gloriosa del Signore risorto. E con tanta gioia rinnoviamo la nostra professione di fede, la nostra adesione al Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La parola che abbiamo ascoltato nel solco di quest'anno giubilare ci ricorda che siamo
siamo pellegrini di speranza. Sostenuti da questa consapevolezza, presentiamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: Signore, ravviva in noi la speranza. Signore, ravviva in noi la speranza. Per il Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, per i consacrati e i laici, per le famiglie, per l'intero popolo di Dio in cammino tra le vicende alterne della storia umana. Noi ti preghiamo. Signore, ravviva in noi la speranza. Per le autorità politiche e civili, per i popoli dispersi a causa della guerra, per le persone violate nella loro dignità umana, religiosa e civile, noi ti preghiamo. Signore, ravviva in noi la speranza. Per coloro che promuovono la giustizia e l'unità in Europa, per chi non si stanca di servire il bene comune e di testimoniare la propria fede in Cristo. Preghiamo. Signore, ravviva in noi la speranza. Per i popoli oppressi, per chi è costretto a lasciare la sua terra, per chi è discriminato per le sue idee, per chi è senza speranza. Preghiamo. Signore, ravviva in noi la speranza. Per chi tra di noi sente il peso della stanchezza, per chi è tentato di perdere la fiducia, per chi è fedele nel proprio servizio e sa farsi aiuto per gli altri. Noi ti preghiamo. Signore, ravviva la nostra speranza. O Dio, rifugio e soccorso dei pellegrini, donaci un cuore fedele e vigilante, perché ogni nostra attesa in questo mondo ci prepari ad accogliere i beni da te promessi nella Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per il Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento con l'amore e la fiducia di figli, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi. Diamoci un segno di comunione e di pace.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Canto numero 311. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno.
la partecipazione ai tuoi sacramenti. Ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che domani è la festa di Santa Chiara d'Assisi. Questa notte ci sarà anche il pellegrinaggio qui dal santuario fino a Moggio, dove c'è il monastero delle Clarisse, e alle 9 ci sarà la messa conclusiva del pellegrinaggio, presieduta dal nostro arcivescovo. E ricordo inoltre che venerdì prossimo è la grande solennità dell'Assunta, 15 agosto. Tutti parlano di Ferragosto, ma per noi cristiani è la solennità del compimento della speranza. Maria, assunta in cielo, è glorificata anche con il suo corpo, anticipo di quanto il Signore compirà in ciascuno di noi e per ciascuno di noi. Vogliamo vivere questi giorni con particolare intensità spirituale, anche nella preghiera, nella riflessione, guardando alla Madonna Santa come a un modello, un esempio. Il Signore sia con voi. Ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Andiamo in pace. Il canto 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive